Più paura che reali problemi. L'allerta meteo per la neve, che è tornata a cadere copiosa nell'Alto Bellunese già dalla notte, ha fatto temere un nuovo blackout, ma tutto sembra essere filato liscio. In mattinata la neve ha cominciato a cadere già a 700 metri di quota, verso mezzogiorno a Cortina se ne misuravano già una decina di centimetri. Col passare delle ore, però, la quota neve si è alzata, ma nei paesi colpiti dal blackout natalizio si è rimasti ben vigili. A Cortina è rimasto attivo il numero di emergenza istituito dal comune e nel pomeriggio si è tenuta una riunione tra l'assessore Stefano Verocai e le forze dell'ordine per valutare come gestire questa nuova nevicata che, nel territorio ampezzano, non ha fatto registrare particolari problemi di viabilità. Le precipitazioni non hanno comportato particolari disagi nemmeno al traffico provinciale, tranne i soliti rallentamenti soprattutto nelle zone del Cadore, San Vito e Auronzo, e del Comelico, dovuti a auto fuori strada o bloccate senza catene. Sui passi si è potuto circolare, ma solo con catene montate. La preoccupazione era però rivolta alla questione elettrica, ma questa volta tutti erano preparati. Noi siamo sempre pronti con gli alberghi, molti di noi hanno i generatori, chiaramente ci siamo preparati, dotati di tutto, gasolio, benzina. E speriamo in bene che non succeda più niente. La ferita del blackout di Natale è ancora fresca nella conca ampezzana e mentre comune e forze dell'ordine si preparano a gestire l'eventuale emergenza, dai privati parte un appello alla collaborazione. Anche noi in paese possiamo far molto, organizzare anche dei gruppi di persone, meccanici, elettricisti, disponibili 24 ore su 24 che possono intervenire in caso di guasti. E intanto non si ferma la conta dei danni. Stiamo un po' contando i danni del blackout e quindi che poi vedremo con calma la prossima settimana e vedremo anche la flessione delle disdette che sono state fatte a causa blackout.